Eccoci con mister Bruno Gava, un altro 3 quasi a 0, ma abbiamo fatto poi il gol della bandiera sul rigore. Abbiamo giocato bene stranamente gli ultimi minuti della partita. Un Treviso che si è dimostrato, diciamo la verità, troppo forte per il Porturaro di oggi, però noi insomma dobbiamo guardare avanti. Sì, dobbiamo guardare avanti, però dobbiamo cercare di fare un mea culpa perché non si può prendere gol dopo 3 minuti e mezzo. C'è stata una disattenzione su tutto il reparto difensivo e abbiamo preso gol dopo 3 minuti e mezzo e giocare con Treviso così, sapendo la forza della squadra e le qualità dei giocatori, fai doppia fatica, perché se vai sotto dopo 3 minuti e mezzo diventa ancora più difficile cercare di tenere in campo e cercare di recuperare. Sì, è da dire che il Treviso ha fatto 3 gol, ma ne ha sbagliati almeno altrettanti, perciò non possiamo recriminare più di tanto. Loro erano anche molto fisici e questo ha impressionato un po' dagli spalti. È una squadra che si allena tutti i pomeriggi, è una squadra che è dilettante per modo di dire e logicamente sotto l'aspetto fisico aveva qualcosa per noi, però da parte mia, da parte della mia squadra, se c'era un po' di più attenzione molto probabilmente si riusciva a fare qualcosa di più. Non posso lamentarmi per quanto riguarda la prestazione, mi lamento solo che non tutti i giocatori danno il massimo e quando noi non siamo sul pezzo tutti quanti vai a rischio di pagare a caro prezzo. O c'è tutta la squadra che lotta e che si dà da fare, allora riusciamo a fare cose importanti. Se qualcuno è sottotono, dopo alla fine della fiera rischi a pagare a caro prezzo risultati come quello di oggi, che abbiamo preso una sconfitta. E a rafforzare questa tesi c'è da dire che abbiamo visto tanti passaggi sbagliati, dei tackle non troppo convinti, abbiamo anche sentita incitare e lamentarsi su questo dal campo. E da dire, per concludere col Treviso, che abbiamo visto un Treviso totalmente diverso dell'andata, un Treviso molto forte, però il Porturaro adesso in ottica del resto del campionato, insomma, deve rimboccarsi le maniche e cercare di fare punti già da domenica. Sì, noi dobbiamo guardarci alle spalle, stare attenti che ci sono squadre dietro che stanno facendo punti, stanno correndo e per cercare di non trovarsi mischiati nella zona calda dei play-out dobbiamo cercare di rimboccarsi le maniche, cercare di fare punti, cercare di muovere questa classifica che secondo il mio punto di vista rimane un po' precaria. Bene, grazie mister.